preferisci tu? Che genere di che punto di vista? Uno... Diciamo, dovrebbe, non so, essere qualche ragazzo, non so, posato, che abbia un bel lavoro. Sposato? No, posato. Posato significa che abbia una posizione lavorativa. Penso dipende. Sì, è normale, non è che voglio un ragazzo che non lo sa neanche farsi le lacce. Certo, logico. Proprio per questo preferisci, non so, i tipi più maturi? Sì, normale. Cioè per avere più che altro una sicurezza anche economica, giusto? Sì, di sicuro. segno del cancro? Sì. Hai 28 anni, ripetiamo? Sì, 28 anni, sono cancro, sono un po' difficile. Come carattere, che tipo di carattere hai tu? Cioè, come ti reputi? Una tipa romantica, non so. A volte sono romantica, a volte no, dipende di una situazione in quale mi trovo. Certo. Invece parliamo del tuo corteggiatore, cioè ti piacerebbe essere corteggiata da tipi romantici
Oppure da tipi, non so, sportivi? A me piacciono quelle persone che sanno quando devono essere romantiche. Cioè praticamente che sanno quando usare sia il romanticismo e sia la sportività, tipo. È normale, Esatto. quando devono fare un scherzo, Certo. non è che devi andare a un funerale e si mette a fare delle scherze, per esempio. Certo. No, così. Ascolti, un'altra domanda un pochettino più intrigante. Secondo te, in un rapporto, il sesso ha importanza? Penso di sì. Sì. Cioè per te ha importanza in un rapporto È che ci sia un normale, certo feeling? per tutti, anche Certo. se non dicono no, questo no. È vero che è importante, è normale. Cioè, secondo te ha 50% penso. esatto, un'importanza 50%, rilevante. pure procentuale. Certo. 50%. Va bene. Amici telespettatori, state vedendo, abbiamo conosciuto Niki, una ragazza rumena che si è trasferita qui da noi in Sicilia, di 28 anni, che sta cercando praticamente l'uomo della sua vita, l'uomo ideale. Per cui, amici telespettatori, per tutti quelli di voi che volessero conoscere personalmente Niki è qua, che sta aspettando. Per cui, amici telespettatori, fatevi sentire, mandate un SMS perché Niki sta aspettando voi, esattamente che la state guardando in questo momento. Niki sta aspettando il tipo ideale, giusto Niki? Giusto. Niki è la nuova tronista di Strano Amore Siciliano, adesso io la farò alzare, voi la vedrete. Niki è alta 1,70 m senza tacchi, con i tacchi se ne va 1,80 m naturalmente. Vedete, è una bella biondona, è affascinante, ha degli occhi che sono proprio televisione a colori, c'ha una bocca fantastica, un nasino... Senza apparecchio però. un nasino all'avanguardia e un carattere dolcissimo perché è molto dolce, molto... L'umorismo, mi piace essere il persona, no? La Sì. persona, quella che aspetto io, deve essere con tanto umore. Certo, Piace deve ridere. far ridere praticamente. Sì, perché se a me ti fa piace ridere ti ridere. conquista, giusto? Sì. Per cui, amici telespettatori, per tutti quelli di voi che si presenteranno, non dovete dimenticare che Niki piace l'umorismo, per cui fatela ridere, non Sì. so, raccontate barzellette, fate qualcosa di carino, giusto? Così. Vabbè, amici telespettatori, vi raccomando, mandateci i vostri SMS al numero che voi conoscete benissimo, ossia il 348 03 82 850, perché Niki è qui che sta aspettando. There's only so much you can run in one place. The more that I wait, the more time that I waste. I haven't got much time to waste. It's time to make my way. I'm not afraid of what I'll face, but I'm afraid to stay. I'm going down, but you know that I can't make it alone. I'll work and I'll fight till I find a place of my own. Are you ready to jump? Get ready to jump. Don't ever look back, oh baby. Yes, I'm ready to jump. Just take my hands. Get ready to jump. We learned a lesson from the start, my sisters and me. The only thing you can depend on is your family. Life's gonna drop you down like the limbs of a tree. It sways and it swings and it bends until it makes you see. Amici telespettatori, Niki è qui, che sta aspettando voi, per cui mandateci l'SMS al 348 03 82 850, specificando nome e provenienza, perché Niki sta aspettando voi. Cosa vuoi dire, Niki?
Niente, sto aspettando. Ok, per la rubrica dei mascoli e femmine Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao Niki. Niki. Ciao ciao! go,